Il presidente della Camera Gianfranco Fini, terza carica dello Stato italiano, ad Agrigento per testimoniare la vicinanza del governo italiano nei confronti delle problematiche che affliggono la Sicilia, ma in particolare nei confronti dell'emergenza Lampedusa. Prima una tappa in prefettura per partecipare a un vertice con le massime autorità militari e politiche, poi l'intervento a un convegno organizzato dagli esponenti locali del suo partito, Futuro e Libertà, al Teatro Pirandello, dal titolo Emergenza e immigrazione, una sfida da vincere. Dobbiamo porci il problema di che cosa fare per integrare davvero nella nostra società coloro che vengono qui, rispettano le nostre regole, pagano le tasse, usano la nostra lingua, mandano i loro figli a scuola, sono in qualche modo inseriti pienamente nella società, chiedono di diventare italiani. Dobbiamo porci il problema di che cosa fare per quei bambini che nascono qui e che parlano non soltanto la lingua ma il dialetto, che fanno il tifo per le squadre di calcio esattamente come noi, che quando vedono il tricolore lo sentono come la loro bandiera. È una grande sfida culturale. Integrazione dunque l'input da cui partire, secondo Fini, per fronteggiare l'emergenza immigrazione. Ma il Presidente non ha parlato solo di questo, ha fatto anche un rapido quadro della situazione politica nazionale, ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto ad uscire dalla coalizione del governo Berlusconi. Se in qualche modo avessimo avuto come obiettivo quello di campare tranquillamente, mettendo però da parte tanti ideali e tanti valori, certamente non avremmo fatto quello che nei mesi scorsi abbiamo cominciato a fare, indicando i mali del PDL, prospettando delle alternative, denunciando alcuni guasti intollerabili, ma soprattutto cercando di tenere alti i principi e i valori nei quali si sono riconosciute intere generazioni. E ad un certo punto si è anche scagliato apertamente contro la maggioranza, tirando in ballo il coordinatore nazionale del PDL, Angelino Alfano. Io chiedo all'onorevole Alfano, se me lo posso permettere, di dire che cosa aspetta, lui che è siciliano, lui che è agrigentino, lui che è italiano, che cosa aspetta a dire che è intollerabile che Bossi dica le cose che dice. E so perfettamente che in cuor suo la pensa esattamente come me e come voi, ma la differenza è che non ha la libertà di dirlo, perché magari teme che così facendo Bossi possa staccare la spina al governo e mandare a casa il presidente Berlusconi. Molto apprezzati anche gli interventi che hanno preceduto quello di Gianfranco Fini. Del primo cittadino di Agrigento, Marco Zambuto, emozionato e determinato nel chiedere sostegno e aiuto per la Sicilia e per la città di Agrigento, e in particolare lo sblocco dei fondi FAS, perché, ha detto, siamo stanchi di elemosina. Non possiamo, caro Presidente, e a lei con la sua autorevolezza rivolgiamo il nostro appello, stare ancora ad aspettare lo sblocco dei fondi FAS, che sono diventati un vero e proprio miraggio per questa terra. Una terra che non vuole più l'elemosina, ma una terra che ha l'ambizione di andare sicuramente a testa alta e andare sicuramente con le proprie energie e le proprie capacità. E ancora del presidente della provincia Eugenio Dorsi, che ha accennato alle tante problematiche che affliggono la nostra terra, facendo anche riferimento all'aeroporto di Agrigento che si attende da 50 anni. Agrigento è quel territorio che non ha 1 chilometro di autostrada. Agrigento è quel territorio che da 50 anni aspetta un aeroporto e che non so per quali arcani motivi non si può riuscire a costruire. Agrigento è quella terra, Presidente, che sa creare ministri, che sa creare generali, ma che non sanno creare l'agrigentinità e la difesa del proprio territorio, Presidente. E allora io non le chiedo un aiuto, Presidente. La provincia di Agrigento non le chiede l'aiuto. La provincia di Agrigento e il suo Presidente le chiedono soltanto una cosa. Presidente, mi faccia sentire italiano, ma mi faccia sentire pure siciliano e agrigentino. Poi nell'ordine gli interventi di Luigi Gentile, soddisfatto del sostegno di tanta gente al progetto di Futuro e Libertà. In questi giorni ho incontrato tanti amici e mi dicevano: ma sai, riempire il Teatro Pirandello è difficile, il Teatro Pirandello è grande. È vero, il Teatro Pirandello è grande, ma non è grande abbastanza per Futuro e Libertà, per gli amici di Futuro e Libertà. Io voglio portare un caloroso saluto a tutti voi che siete qui presenti
per testimoniare la vicinanza al nostro Presidente della Camera Gianfranco Fini. Grazie di cuore a tutti voi che siete qui presenti. In rappresentanza poi di tutti i comuni il sindaco di Naro, Pippo Morello, mentre come portavoce delle donne di Futuro e Libertà Annalisa Longi. Libertà di Agrigento. Molto toccante anche un filmato promozionale di Futuro e Libertà in cui Gianfranco Fini parla del programma del suo partito e dei valori di legalità, giustizia e libertà che sono alla base di esso. Parole rese più incisive dalle immagini dei giudici Falcone e Borsellino, Livatino e tanti altri morti per la patria, immortali, eroi loro malgrado. Si dovrebbe insegnare fin da scuola ai più giovani che due magistrati come Falcone e Borsellino sono davvero degli eroi, perché sarà grazie al sacrificio loro e di tanti altri umili servitori dello Stato che un giorno la nostra Italia sarà più pulita, più libera, più bella, perché sarà un'Italia più responsabile, più attenta al bene comune, più consapevole della necessità di garantire che chi sbaglia paga. Un segnale importante per la Sicilia e soprattutto per Agrigento la visita di Gianfranco Fini, che così come ha detto il coordinatore regionale di Futuro e Libertà Carmelo Briguglio è l'inizio di un grande tour in tutta Italia che parte proprio dalla città dei Templi. Futuro e Libertà che comincia a fare i primi passi sotto la guida dell'onorevole Gentile, c'è tanta gente, ci sono tanti giovani che aspettano una parola di speranza in questo momento di gravissima crisi, non soltanto economica ma anche morale, da parte del Presidente Fini. Abbiamo fatto questa bellissima manifestazione, è andata al di sopra di ogni aspettativa, teatro strapieno, stracolmo e tanta gente e tanto entusiasmo attorno a questo partito. La gente ci vuol bene. I commenti alla gente, c'era una folla che ci ha commosso, il Presidente ha preso come esempio Agrigento, bisogna sventolare queste bandiere, questi valori della destra che ha ancora una volta elencato il Presidente. Ancora una volta il Presidente Fini con la sua venuta di Agrigento ha voluto dimostrare la sua vicinanza a questa terra e soprattutto con noi donne che abbiamo avuto un incontro ravvicinato con lui, abbiamo potuto esporre tutte le difficoltà che noi donne incontriamo per entrare in politica, ma sappiamo che nel suo partito c'è grande spazio per noi e per la donna e che possiamo lavorare sicuramente bene. Delle cose che Fini ha detto nel suo discorso, quali sono quelle che le hanno fatto maggior piacere, quelle nelle quali si è ritrovato maggiormente? Ma a me pare che del suo discorso sia da apprezzare, al di là dei temi politici che ha trattato, a me pare che sulla vicenda dell'immigrazione dia oggi un'interpretazione che è quella della ragionevolezza, cioè di come interpretiamo e di come ci poniamo rispetto a questi flussi che stanno interessando in maniera così pesante la Sicilia, in così pesante la provincia di Agrigento. E quella credo che sia stata la parte del discorso sua che dimostra la maturità dello statista. Fini sul piano nazionale secondo me rappresenta un punto di riferimento politico ben saldo, un politico di eccezionali doti. Ritengo che il futuro in Italia, per quello che ha dimostrato Fini da Ministro degli Esteri e comunque anche da segretario di un partito come Alleanza Nazionale, oggi di Futuro e Libertà, ritengo che potrà dare un contributo fortissimo alla soluzione di un paese sconquassato non soltanto da problemi di natura economica ma anche e soprattutto da problemi di natura politica. Che Futuro e Libertà dovrebbe essere l'alternativa da scegliere? Sappiamo di essere un po' presuntuosi, però pensiamo che tutti coloro che hanno votato per il centrodestra siano profondamente delusi, perché il governo Berlusconi, soprattutto in Sicilia e nel Meridione, ha tante responsabilità per aver inseguito ogni utopia e a volte anche ogni proposta della Lega. Già basterebbe questo per far capire che il centrodestra non può essere a trazione leghista. In secondo luogo, in termini economico e sociali, la crisi sta colpendo in particolar modo nelle aree più in difficoltà
e la Sicilia è tra queste. Questa è una delle regioni con la più alta percentuale di disoccupazione giovanile. Come se non bastasse la grande questione della legalità. Legalità vuol dire lotta alla mafia, vuol dire trasparenza amministrativa, vuol dire sicurezza del cittadino. Mi dispiace dirlo, ma è la verità. Il governo Berlusconi si è interessato più delle leggi per mettere a riparo il Premier che delle leggi necessarie per garantire la legalità. Basterebbero questi 3 elementi per capire perché pensiamo, insieme agli altri amici del Terzo Polo, di rappresentare un'alternativa all'attuale governo Berlusconi-Bossi. Lei oggi durante il convegno in un gremito Teatro Pirandello di Agrigento ha parlato sì di integrazione, dell'emergenza che comunque va risolta, però poi ha parlato anche della sua vicenda personale nei confronti di Berlusconi. Ha detto: chiariamo subito che io non ho voltato le spalle al PDL, io sono stato messo alla porta. Sì, è una verità, nel senso che quando cominciai nell'unica riunione della direzione nazionale del PDL a porre alcuni problemi, che poi erano più o meno quelli di cui abbiamo parlato adesso, la risposta fu la dichiarazione di incompatibilità con il PDL, alla faccia del Partito Liberale e alla faccia del Partito dell'Amore. Poi per fortuna ci sono stati tanti amici, ed in particolar modo qui ad Agrigento un uomo come Luigi Gentile, che si sono dati da fare per fare in modo che certi valori della centrodestra non scomparissero, e questo spiega perché Futuro e Libertà, pur con tante difficoltà, c'è ed è una bella realtà. Si aspettava, nonostante lei nel suo intervento ha detto di conoscere il calore della gente siciliana, questo affetto da parte di Agrigento? Mi ha ripagato di tanta fatica e anche di qualche amarezza, quindi una ragione in più per amare la Sicilia e Agrigento. Presidente, lei è la terza carica dello Stato. La sua presenza, la sua vicinanza ad Agrigento è stata fonte di speranza per tanti agrigentini che non credono più alla politica, che non hanno un lavoro. Ma ovviamente saranno gli italiani, quindi i siciliani, a scegliere quando si tornerà a votare. Tra l'altro la vostra è una città che va alle urne per il rinnovo dell'amministrazione comunale l'anno prossimo. Io non credo che gli agrigentini debbano aspettarsi qualche cosa di particolare, devono pretendere di avere ciò che in qualche modo spetta loro in quanto cittadini italiani. Il problema delle infrastrutture è ogni giorno più drammatico. Io era qualche anno che non venivo ad Agrigento e devo dire che davvero è impressionante come una città così bella e con prospettive anche economiche così consistenti sia sostanzialmente isolata. Questa farsa dell'aeroporto, il problema del collegamento con le altre aree della Sicilia, quindi essere italiani da Bolzano ad Agrigento deve significare avere le stesse opportunità, quindi sarebbe sufficiente per l'appunto che la politica mettesse alcune aree, tra cui quelle siciliane, in condizione di competere. Una serata dunque dinamica e intensa, molto apprezzata non soltanto da Gianfranco Fini ma dal folto pubblico presente in sala.